Pace a tutti, buonasera. Buonasera, pace a tutti. Alleluia. Prima di iniziare questo culto, facciamo un applauso ben forte al nostro Signore Gesù, perché Lui merita tutto l'onore, tutta la gloria, sia a Lui, per Lui, tutto per Lui. Alleluia. Alleluia. Cantiamo lodi al Signore, esultiamo il Dio che ci salvò, e lì e noi che ci creò, si prostri ogni tribù e Cantiamo di nuovo dall'inizio, cantiamo di nuovo. Cantiamo lodi al Signore. Esultiamo il Dio che ci salvò. Egli non noi che ci creò. Si prostri ogni tribù e nazione al supremo Dio, lodi, onore, ringraziamenti, sovranità, maestà e forza al Dio che regna sopra i falsi dei. Ti adoriamo, Signore, innalziamo il tuo nome. Cantiamo lodi al Signore. Esultiamo il Dio che ci salvò. Egli non noi che ci creò. Si prostri ogni tribù e nazione al supremo Dio, lodi, onore, ringraziamenti, sovranità, maestà e forza al Dio che regna sopra i falsi dei. Yahweh, lodi, onore, ringraziamenti, sovranità, maestà e forza al Dio che regna sopra i falsi dei. Yahweh, esaltiamo 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 Yahweh. Lodi, onore, ringraziamenti, sovranità, maestà e forza al Dio che regna sopra i falsi dei. Yahweh, lodi, onore, ringraziamenti, sovranità, maestà e forza al Dio che regna sopra i falsi dei. Yahweh, esaltiamo Yahweh, esaltiamo Yahweh.
esaltiamo Yahweh. La Chiesa, esaltiamo. Esaltiamo Yahweh, esaltiamo Yahweh, esaltiamo Yahweh, esaltiamo Yahweh. Alleluia! Esaltate il nome del Signore. Noi ti adoriamo, Gesù. Noi ti adoriamo, Gesù. Alziamo le nostre mani in alto, chiudiamo i nostri occhi. Ah Signore, siamo qui per te, Signore. Siamo qui per adorare te, Signore. Con tutto ciò che siamo, con tutto ciò che abbiamo, Signore. Grazie per l'onore di poter adorare il tuo nome. Grazie per l'onore di poter adorare te, Signore. Perché se noi ti amiamo, Dio, è perché tu ci hai amati per primi. Se noi siamo qui è perché tu ci hai salvati. Se noi abbiamo la voce per adorarti, Signore, è perché tu ce l'hai data. Noi ci arrendiamo a te, diamo tutto a te. I nostri dolori, le nostre sofferenze, la nostra pesantezza, Signore. Consegniamo al piede della croce, Signore, questa sera. Perché riconosciamo che tu sei il Re della nostra vita e tutto quello che fai è perfetto. Io non capisco, ma tutto quello che fai è perfetto. Io non so il perché, ma tutto quello che fai è perfetto. Io non so come mai, ma tutto quello che fai è perfetto. Tu non hai perso il controllo del mondo, della terra è nelle tue mani. E tu ci hai dati come figli l'autorità di dichiarare e proclamare il tuo nome. E è questo che faremo questa sera. Con la tua voce canta lui e canta lui. Tu sei perfetto, Signore, in ogni tempo. Oh, perfetto è l'unico Dio. Il tuo amore è inspiegabile, il tuo regno è ineguagliabile. Meraviglioso, meraviglioso, coronato sul trono divino. Vestito per i secoli, pure io, Dio di gloria, per i secoli, per i secoli. Insieme dichiariamo tu sei il Re, tu sei il Re, tu sei il Re, tu sei il Re. Insieme dichiariamo tu sei, tu sei, tu sei, tu sei. Oh, perfetto, unico Dio.
nostra lode sale a te. È giorno e notte la nostra lode sale a te. È giorno e notte la nostra lode sale a te. È giorno e notte la nostra lode ogni giorno, ogni notte, giorno e notte la nostra lode sale a te. Giorno e notte, la nostra lode sale a te. Giorno e notte, Giorno e notte la nostra lode sale a te. giorno e notte la nostra lode sale a te. Giorno e notte la nostra lode sale a te. Giorno e notte la nostra lode sale. Giorno e notte, Giorno e notte la nostra lode sale a te. Giorno e notte la nostra lode sale a te. Giorno e notte la nostra lode sale a te. Giorno e notte la nostra lode. Giorno e notte la nostra lode sale a te, a te. Giorno e notte la nostra lode. Tu sei degno di lode. Tu sei degno di lode. Tutto è per te, tutto vieni da te, tua è la gloria. Tu sei degno di lode. Tu sei degno di lode. Tutto è per te, tutto vieni da te, tua è la gloria. Tu sei degno di lode. Tu sei degno di lode. Tutto è per te, tutto vieni da te, tua è la gloria. Innalziamo il tuo nome, ti innalziamo. Chiesa, ti innalziamo. Oh, ti innalziamo. Oh Signore, oh Signore, ti innalziamo.
innalziamo il tuo nome, innalziamo il tuo nome, innalziamo il tuo nome, il nome che è sopra di ogni nome. Innalziamo il tuo nome, innalziamo il tuo nome, innalziamo il tuo nome, innalziamo il tuo nome, perché tu regna, tu vivi. Alleluia, che allegria! Allegria! Allegria di servirti! Alleluia! Ricevi l'allegria del Signore nel cuore! La tua presenza è qui! Alleluia! Oh Signore! Alleluia! Glória ao teu nome. A tu che sei dentro. Alleluia. Noi adoriamo il tuo nome, Gesù. Alleluia. A tu che sei dentro, Gesù. Noi esaltiamo il suo nome, Gesù. A tu che sei dentro, Gesù. Alleluia. A tu che sei dentro, Gesù. Innalziamo a te la nostra lode questa sera, Gesù. Sei nostro Dio. Sei nostro amato Salvatore. Santo, santo sei, Signore. Tu sei Dio, sei agnello, santo sei Signore, e al tuo trono un canto nuovo innalziamo a te, solo tu sei degno, tu sei degno. Santo sei, Signore, e al tuo trono un canto nuovo innalziamo a te. Santo, santo, santo è Dio onnipotente, chi era e sempre sarà. Tutto il mondo canta, lodire dei re, Tutto sei per me. e Dio ti adora. Ti adoriamo, Signore.
maestà. Tu puoi dichiarare ancora una volta la tua voce. Là, eccomi, e splendei. Ancora, ancora, ancora la tua voce come un tuono. La tua voce è come un tuono, e splendei maestà. Benedizione, onore, benedizione, onore, forza e potenza a te, che sei santo, il solo Re. Santo, 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 è Dio onnipotente, chi era e sempre sarà. Tutto il mondo canta, lodi a Re dei Re. Tutto tu sei per me, e Dio ti adoro. Santo, 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 è Dio onnipotente, chi era e sempre sarà. Tutto il mondo canta, lodi a Re dei Re. Tutto tu sei per me, e Dio ti adoro. Meraviglioso e sorprendente è il nome di Gesù. Tu puoi dichiarare così: meraviglioso, meraviglioso e sorprendente Gesù. Meraviglioso sei Gesù, meraviglioso e sorprendente. Dichiari questo con molta forza: meraviglioso sei Gesù, meraviglioso e sorprendente è il nome di Gesù. Meraviglioso, 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 sorprendente è il nome. Il pane della vita è l'acqua che ti secca. Un mistero sei per me. Santo, 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 è Dio onnipotente, chi era e sempre sarà. Sempre sarà. Tutto il mondo canta, tutto tu sei per me, e Dio ti adoro. Santo, santo, Dio
è l'acqua che disseta, un mistero sei per me. Ancora, ancora, ancora. Il pane è l'acqua che disseta, un mistero sei per me. Santo, santo, santo è Dio onnipotente, chi era e sempre sarà. Tutto il mondo canta lodi ai re dei re, tutto tu sei per me e Dio ti darà. Santo. Spirito Santo, Spirito Santo, a gloria, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei sejam dados a ti, Senhor, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. riqueza, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Amen. Possiamo adorare il Signore con un grande applauso a Lui. Lui che merita tutto l'onore, tutta la gloria, tutta la forza, il potere, la nostra adorazione, la nostra vita, il nostro cuore, il nostro oggi, il nostro domani, ogni cosa. A Lui alziamo questa adorazione.
Gloria a Dio per questa presenza che sta condividendo con noi questa sera, in questa serata di adorazione, in questa serata di andare ai Suoi piedi, in questa serata in cui possiamo ricercarlo con tutto il nostro cuore. La Bibbia ci invita a ricercare Dio finché lo si può trovare, e penso sia chiaro che Lui è qua. Oggi noi lo possiamo trovare, quindi andiamo al suo incontro questa sera, entriamo con piena fiducia verso il trono di grazia del nostro Signore Gesù, che è qua, è presente, è reale, è vivo e è pronto a donare parte della sua gloria questa sera a tutti quanti noi. Gloria a Dio per quello che sta facendo e per quello che ancora farà in questa serata. Io ti invito a sederti alcuni minuti. Diamo qualche avviso questa sera. Avvisi per la settimana, avvisi per le settimane che verranno. Uomini B-Brazer! Ma chi è stato ad alzare la voce? Rifacciamo. Flavio, non bere adesso. Uomini B-Brazer! È vero, no? Non sembrano le donne queste cose. Bene, martedì sera alle 8:15 abbiamo il nostro incontro degli uomini qua in chiesa, non mancate, portate qualcuno, facciamo la nostra tavolata, sarà una serata avvicinandoci, conoscendo di più il nostro Signore Gesù e portando qualcosa alle nostre vite. Non mancate, martedì 8:15 qua in chiesa. Portate qualcosa da mangiare, così condividiamo insieme, mangiamo qualcosa insieme. Avremo forse un uomo in più che si unirà a noi. È tornato Fernando in mezzo a noi. Bene, qualche giorno. Hai visto che le luci funzionano ancora, Fernando? Andiamo avanti col prossimo avviso. Rifugio B-Brave! Al sound test gli uomini hanno vinto. No, lo rifacciamo. Rifugio B-Brave! Gli uomini hanno vinto. Dal 14 al 16 maggio tutte le donne. Quanti posti ci saranno ancora più o meno? Abbiamo ancora 42 posti. Ci sono 42 persone già iscritte, quindi mancano 6 posti più o meno. Più o meno 6 posti. Se ancora non ti sei iscritta a questo ritiro delle donne, non perdere l'opportunità. Già questa sera magari cerca la pastora Andrea o la Vanessa là dietro, fai così Vanessa, così ti vedono, per iscrivervi a questo rifugio, questo ritiro dedicato a voi. Prossimo avviso, l'abbiamo presentato la settimana scorsa già, non vi abbiamo mandato il link, ai noi, ma sono aperte le iscrizioni al corso Seguitemi. Domani vi prometto che mando il link sul gruppo della Chiesa per cominciare a lavorare in Chiesa. Bisogna fare questo corso ministeriale, ne abbiamo finito uno la settimana scorsa. Oggi nessuno che ha lavorato aveva fatto l'ultimo corso Seguitemi, mi sa. No, però non c'è problema, la settimana prossima magari qualcuno che ha finito il corso Seguitemi lo vedrete lavorare qua in chiesa, e da domani metto il link per iscriversi. È fatto su Zoom, è il giovedì sera, un'oretta e un quarto, è facile da accedere per tutti quanti, ma è molto importante per conoscere meglio la visione della Chiesa, le dottrine e il modo in cui vogliamo lavorare con gli operai in qualsiasi dipartimento della Chiesa, che sia il gruppo di lode, la danza, le maestre dei bambini, le persone che vedete col cartellino, che vi hanno accolto fino dal parcheggio, poi all'accoglienza, che sono qua intorno, la regia, come dimenticarci la regia e tutto il resto. Prossimo avviso, più importante di tutti, discepolato per il battesimo. Bene. Ti arruoliamo nel gruppo degli uomini per fare gli urli, Raffaella. Discepolato per il battesimo, cominciamo anche le iscrizioni per il discepolato. Chi ancora non è battezzato e vuole battezzarsi, faremo questo percorso da poche settimane, saranno 4 settimane degli incontri sempre su Zoom, per capire
veramente che cos'è il battesimo e che cosa magari anche Dio si aspetta da noi una volta che ci siamo battezzati. Insomma, per andare a capire tutto questo, magari c'è qualcuno che conoscete, qualcuno che è presente che non ha interesse a battezzarsi, ma ugualmente vorrebbe capire meglio che cos'è il battesimo, perché devo fare un tuffo dentro l'acqua. O forse qualcuno è già stato battezzato in passato, magari nella Chiesa Cattolica, come io sono stato battezzato da piccolo nella Chiesa Cattolica, e magari si chiede perché mi dovrei ribattezzare di nuovo. In questo breve, non è neanche un corso, ma sono proprio degli incontri per capire meglio cos'è il battesimo. Spiegheremo tutte queste cose, quindi metteremo sempre il link anche del discepolato sul gruppo della Chiesa. Se non sei nel gruppo della Chiesa non c'è problema, ti aggiungiamo, oppure se vuoi partecipare vieni a parlare con me, e tra qualche settimana inizieremo questo discepolato, perché poi appena arriva l'estate faremo i battesimi. Va bene? Sarà una bella giornata al lago di Garda, come sempre, tutta la Chiesa è invitata, ma di questo ne parleremo più avanti. Finish degli avvisi. Allora ci rialziamo in piedi. Forza e coraggio. Facciamo un momento di decime, di offerte. Tu che hai portato la tua offerta, la tua decima, la tua offerta per missioni. C'è una grande novità. Non abbiamo più le buste per missioni in chiesa come avevamo fino alla settimana scorsa, ma là dietro troverete un'unica busta in cui c'è scritto missioni, offerta, decima, altro, quello che vuoi. Basta che fai una crocettina sul quadratino e puoi scrivere anche il tuo nome, e useremo queste buste qua, tutto inclusive, tutto in uno, per facilitare insomma questo momento di offerte. Amen. Facciamo una preghiera. Tu che hai portato la tua offerta in questo momento sei benvenuto a portarla. Tu che sei visitante, che è la prima volta che vieni, non sentirti in obbligo, questo momento non è per te. Se per caso all'inizio del culto hai compilato quel questionario attraverso il QR code e magari non hai ancora preso il regalino, in questo momento magari puoi andare là dietro, ci saranno gli operai che ti daranno un piccolo omaggio, un piccolo regalino per essere venuto a visitarci questa sera. Ma tu che credi che Dio ancora faccia cose meravigliose in questa casa, che abbia grandi piani e sogni per questa chiesa, in questo momento ti invito a portare la tua offerta. Amen? Preghiamo? Signore Gesù, ti ringraziamo per tutto quello che ci hai fatto vivere fino a questo momento, e adesso vogliamo portarti, Signore, un'altra forma di adorazione. Abbiamo lodato a te, abbiamo cantato, ma adesso vogliamo adorarti attraverso, Signore, qualcosa di materiale che tu per primo ci hai dato, la nostra decima, la nostra offerta. Benedici, Signore, queste offerte affinché possano essere usate al meglio per la tua Chiesa, affinché questa Chiesa diventi sempre più rilevante in questa città e ancora di più, Signore, dove sono i tuoi piani, lì noi vogliamo essere. E benedici così ogni famiglia presente in questa Chiesa, benedici coloro che ancora non sono presenti ma che verranno in Chiesa anche attraverso l'aiuto di queste offerte, che tu possa compiere pienamente la tua opera e la tua volontà anche attraverso questa forma di adorazione che adesso portiamo a te. Ti preghiamo per questo nel nome di Gesù. Amen.
un altro avviso. La prossima settimana è il, penso, 2 maggio, non lo so, 2 o 3 maggio, 2 maggio mi sa. È il primo, grazie mille Alberto, è il primo sabato del mese e solitamente facciamo la Santa Cena il primo sabato del mese, no? Abbiamo questa abitudine. Non è un'ordinanza biblica fare la Santa Cena il primo sabato del mese, si può fare il primo, il terzo, il quarto, si può fare anche tutti i giorni del mese, non è un problema. La prossima settimana però non faremo la Santa Cena perché alcune persone, diverse persone della Chiesa non ci saranno, io anche non ci sarò, perché andremo a fare i Leggendarios e quindi la Santa Cena la faremo il secondo sabato del mese di maggio, ok? E proprio per questo volevo invitare quelle persone che andranno a fare i Leggendarios la prossima settimana per fare una preghiera per voi, per me anche, quanti noi, perché sappiamo che io che sono stato, chi è già stato, sa che è un tempo di cambiamento per la vita di chi va. In qualche modo Dio trasforma la vita di chi va. E quindi vogliamo pregare perché Dio possa dare forza, coraggio, resistenza e tutto ciò che servirà per superare questi giorni di montagna. Quindi invito tutte quelle persone che saliranno la prossima settimana sulla montagna dei Leggendari, qua facciamo una preghiera insieme, il pastore Andrea prega per noi, per piacere. Io salgo, prego per me, no? Dai. Forza, tutti quanti. Fernando, Mattia, Santiago, Giacomo, Paolo, Anderson, Rodrigo, Osea, Fernando, Levi, potete stare su, se no scendo io, vai. Guilherme. Oh, glória a Dio. C'è qualcun altro che vuole iscrever-se a dessa? Non vão fazer o grito não, né? Amém. Preghiamo insieme. Fai così con le vostre mani. Amém. Manca ancora 3-4 qua che non sono venuti oggi, ma preghiamo per questi fratelli che saliranno questa montagna. Sarà un tempo veramente di trasformazione, di cambiamento, di rinnovo pela vita spirituale. Padre, nel tuo nome, Signore, noi preghiamo, Signore, per i tuoi figli, Signore. I tuoi figli, Signore, che sono disposti a fare questo percorso, Signore, con te, Signore. Sappiamo che lì loro saranno te e loro, Signore. Non saranno disturbati da nessuna cosa, saranno te e il loro percorso con te, Signore. Padre, io ti prego, Signore, che questa sera che loro, Signore, possano essere rafforzati, Signore, possano finire questo percorso, Signore. Non lasciare che nessuno ti torni indietro, Signore. Non lasciare che nessuno, Signore, non finisca questo, ma che loro possano tornare a casa, Signore, trasformati, cambiati in quello che il Signore vuole fare nella loro vita, Signore. Perché nós sappiamo che il Signore sta innalzando un uomo forte e coraggioso in questo tempo, in questa nazione, Padre. E loro, Signore, fanno parte di questi uomini, Signore. Che loro possano ritornare, Signore, e portare ancora di più, Signore, altri uomini a vivere, Signore, lo straordinario di Dio in questa nazione e in questa terra, Signore. Noi ti ringraziamo, Padre, benediciamo il loro percorso, la loro vita nel nome di Gesù, Signore. Amém. Amém. Amen. Noi non siamo, voglio lasciare chiaro questa cosa qua perché non ci siano fraintendimenti, non siamo una chiesa basata sul movimento leggendario e nessuno è obbligato a farlo. Ma è chiaro che essendoci stato io consiglio vivamente tutti gli uomini prima o poi a fare questa esperienza. E non vedo l'ora di salire, penso che tutti quanti noi, non vedo l'ora di salire e non vedo l'ora soprattutto di scendere perché so che Dio farà ancora qualcosa nella mia vita e non vedo l'ora di vedere quello che Dio farà.
almeno che non mi mangi un orso in montagna. Una delle due. Ho firmato una liberatoria che mi potrebbe mangiare, ma vabbè. Amen. Leggerò per cominciare la parola di questa sera alcuni versetti dalla lettera ai Galati, al capitolo 1, ma prima farò una preghiera. Se volete pregare con me, perché questa parola possa essere una parola che benedica le nostre vite in qualsiasi modo Dio voglia benedirci questa sera. Signore Gesù, ti ringraziamo ancora una volta, Signore, per quello che abbiamo vissuto fino adesso e ti ringraziamo perché crediamo che tu abbia ancora qualcosa da fare oggi nei nostri cuori attraverso la tua parola. E per questo ti chiedo, Signore, che niente di quello che uscirà questa sera dalle casse di questa chiesa possa venire da me, ma che possa essere tutto quanto guidato dal tuo Spirito. È il tuo Spirito che può trasformare le nostre vite, è il tuo Spirito che ci può condurre, è il tuo Spirito che può rinnovarci, è il tuo Spirito che può insegnarci a vivere come tu vuoi che noi viviamo. Per questo io ti chiedo di benedire questa parola e attraverso di questa benedire la tua Chiesa compiendo la tua volontà in mezzo a noi questa sera, e ti chiedo questo nel nome di Gesù. Amen. Bon, prima di leggere questi versetti farò una breve introduzione per capire com'è che è nata questa parola in questi ultimi giorni. In realtà ha cominciato a nascere domenica scorsa eravamo qua in chiesa a fare dei lavori, è venuto un fratello qua, ho parlato con questo fratello e uno degli argomenti di cui abbiamo parlato mi ha fatto intendere quanto sia necessario avere l'intendimento di quello di cui parlerò questa sera per noi come cristiani, per la Chiesa di Dio. E poi curiosamente durante la settimana è avvenuto qualcos'altro che mi ha dato un po' una conferma, no? Io ero, sembra martedì mattina, non vorrei sbagliarmi, sono andato all'ospedale di San Bonifacio a portare il papà di un mio amico che doveva fare una terapia e nella sala dove eravamo c'è una grandissima TV sul muro. E in quel giorno che eravamo lì c'era come canale che stava passando Radio Italia, solo musica italiana. Sinceramente io è da parecchi anni che non sono più nel giro della musica al di fuori della chiesa e quindi non conosco tanto bene le ultime canzoni, i cantanti, chi sono, però sono stato lì tutta la mattina e quindi mi sono fatto una cultura di musica mondana. E una cosa che ho scoperto, no? Che magari ai miei tempi, sono vecchio, quanti anni avrò Paolo? 60, 70, 50? Ai miei tempi era un po' diverso. Ultimamente sembra che i cantanti non cantano più con la loro voce. Non so se avete mai, non so se voi ascoltate, non ascoltate musica mondana, quindi anche voi non lo sapete, ve lo dico io. Pochi cantanti cantano con la loro voce, no? Ma adesso si usano cose per modificare la voce, autotune, mi ha insegnato Benjamin questa parola questa settimana, e altre cose, insomma, no? E mi è sembrato quantomeno strano, sono stato un po' sorpreso perché questi cantanti cantano con una voce finta, no? E partendo da questo ragionamento che stavo facendo quella mattina in ospedale, Dio ha cominciato a farmi vedere che effettivamente questo discorso di voci finte non è qualcosa che si limita alla musica italiana, ma è qualcosa che noi troviamo all'interno della Bibbia e che noi troviamo nella nostra quotidianità spirituale. E per questo partirò da questi versetti dei Galati, capitolo 1, dal versetto 6 in avanti. Adesso li metteranno qua sul proiettore per me. Aspettate. Un secondo. Ok. In cui l'Apostolo Paolo qua sta un po' riprendendo le chiese della Galazia, perché avevano cominciato a camminare sulla strada giusta, no? Sulla strada del Signore, ma poi
hanno cominciato un po' a sviarsi a causa di alcuni predicatori che stavano portando altre dottrine in mezzo alla Chiesa. E Paolo dice così: mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo. E poi non c'è un altro Vangelo, però ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema, sia maledetto. Come abbiamo già detto, lo ripeto di nuovo e anche adesso: se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. E queste parole di Paolo sono abbastanza chiare. Stava venendo predicato un Vangelo diverso da quello che gli apostoli stavano portando, da quello che Gesù per primo aveva lasciato, il Vangelo di Cristo, il Vangelo della croce. E se questa parola è una parola per le chiese dei Galati di 2000 anni fa, è una parola che in realtà si è compiuta negli anni anche per noi. È una profezia quasi quella di Paolo. Perché se oggi noi andiamo a vedere le religioni che ci sono al mondo, molte religioni sono nate dal cristianesimo o quantomeno dal giudaismo. E se noi andiamo a vedere in che modo queste religioni sono nate, noi vediamo la profezia, non era una profezia inizialmente, ma vediamo che lo è diventata, queste parole di Paolo che si compiono alla lettera. Se noi andiamo a vedere come è nato l'islamismo, sappiamo che Maometto è entrato in una grotta e un angelo, secondo lui l'angelo Gabriele, gli è apparso e ha cominciato a dargli un nuovo Vangelo, il Corano. La parola di Paolo, anche se un angelo venisse a darvi un nuovo Vangelo, e un angelo, o quantomeno quello che Maometto reputava l'angelo Gabriele, è apparso a dare un nuovo Vangelo. Se noi andiamo a vedere come è nata la religione dei Mormoni, è la stessa cosa. Un angelo, l'angelo mormon, è apparso e ha dato un nuovo Vangelo, così come Paolo aveva profetizzato. E non soltanto attraverso angeli, perché qua dice Paolo, se un angelo, oppure se noi uomini, se apostoli, se profeti, se qualcun altro viene a darvi un nuovo Vangelo, sia anatema. Se noi andiamo a vedere come sono nate religioni, come ad esempio i testimoni di Geova, una persona è venuta, ha cambiato la Bibbia e ha dato un nuovo Vangelo. La chiesa degli avventisti del settimo giorno credono in questa profetessa che ha dato un nuovo Vangelo, ha ampliato la Bibbia, ha dato nuove rivelazioni sulla Bibbia, portando così loro a credere altre cose. E questo è qualcosa di tragico. Se noi andiamo a vedere in Apocalisse, proprio alla fine del libro dell'Apocalisse, Giovanni scrive questo: io lo dichiaro a chiunque ascolta le parole della profezia di questo libro. Se qualcuno vi aggiunge qualcosa al libro, alla Bibbia, Dio aggiungerà ai suoi mali i flagelli, le piaghe descritti in questo libro. E se qualcuno vi toglierà qualcosa, Dio toglierà la sua parte dell'albero della vita e della città santa. Pensate che maledizione che viene lanciata qua. Se qualcuno aggiungerà o toglierà qualcosa, sarà maledetto, così come Paolo aveva scritto. E questo, fratelli, è successo nel corso degli anni. Ci sono state delle voci finte, come quelle dei cantanti dei giorni d'oggi, che hanno parlato all'orecchio di persone, portandole ad allontanarsi da quella che è la strada che Gesù voleva che noi seguissimo, da quello che è il Vangelo che Gesù voleva che noi seguissimo. E sono voci che non sono arrivate soltanto a Maometto o a questi personaggi, ma queste voci fanno parte della nostra quotidianità. Giorno dopo giorno a tutti quanti noi arrivano voci nel mondo spirituale e voci di tanti tipi, voci che cercano di portarci verso Gesù, ma
anche voci che cercano di allontanarci da Dio, di allontanarci da Gesù, di allontanarci dalla salvezza. E come ho detto, potrebbero essere voci che vengono direttamente dal nemico, come è successo per Maometto, che un angelo, o quello che lui pensava essere un angelo, probabilmente sarà stato un demone, non lo so, gli è apparso dandogli questo nuovo Vangelo. E per questo motivo serve molto discernimento nella Chiesa. Serve discernimento per capire quali sono gli spiriti, che sono spiriti buoni, spiriti di Dio, o spiriti che non sono buoni, che cercano di portarci via. Per questo Dio ci ha dato un dono all'interno della lista dei doni dello Spirito, chiamato dono del discernimento degli spiriti. Un dono per capire chi sta parlando in nome di Dio e chi non sta parlando in nome di Dio, chi è di Dio e chi non è di Dio. C'è questo dono che noi possiamo pregare per avere, che Dio può dare alla Chiesa. Ci sono persone all'interno di questa Chiesa questa sera che hanno questo dono, altre persone che magari non ce l'hanno, ma è fondamentale, soprattutto più arriviamo verso gli ultimi giorni, che noi riusciamo a discernere gli spiriti in qualche modo. Se non attraverso questo dono, in altri modi. È fondamentale perché la Bibbia ce lo dice chiaramente: più si avvicinano gli ultimi giorni e più arriveranno lupi che cercheranno di allontanare la Chiesa da Cristo. È qualcosa che succederà, e sta succedendo e sempre più succederà. E per questo c'è questa necessità di capire chi parla in nome di Dio e chi non parla in nome di Dio. Ma non sono soltanto voci di entità, voci di spiriti, voci di demoni o di angeli. Ci sono molte altre voci che arrivano ai nostri orecchi, come ad esempio le voci dei nostri amici, le voci dei nostri colleghi di lavoro, le voci delle persone intorno a noi, dei nostri parenti, voci di persone che magari non vengono in chiesa, voci di persone che non sono strutturate in Cristo. E queste voci noi le sentiamo quotidianamente. Per questo la Bibbia ci dice che è importante circondarci di amicizie salutari, avere intorno a noi amici cristiani, avere intorno a noi persone che possono darci parole sane, parole buone, parole di benedizione, ma ancora di più. La Bibbia ci dice di non avere amicizie che ci allontanano da Cristo. Nella lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetto 33, Paolo scrive: le cattive compagnie favoriscono oppure corrompono i buoni costumi o favoriscono il contrario. Le cattive compagnie corrompono le buone abitudini. E quindi è importante che noi sappiamo chi c'è intorno a noi, perché voci di questo tipo noi le sentiremo tutti i giorni e sono voci che non sono buone per noi, non sono quei buoni consigli cristiani, non sono quelle buone esortazioni, sono parole, sono voci che cercano di allontanarci da Dio, dal Vangelo, dalla sana dottrina, piuttosto che avvicinarci a questo. E non sto dicendo che le voci dei cristiani siano voci perfette. Io dico sempre: non fidatevi di me, non fidatevi al 100% di me. Io chiaramente cerco di portare una sana dottrina, io cerco di parlare per il bene della Chiesa, io cerco di dare una crescita salutare alla Chiesa cristiana e tutto il resto, ma non fidatevi al 100% di quello che io vi dico, perché io non sono Dio. Dio è Dio. Io non sono la Bibbia è la Bibbia. Queste cose sono perfette, io non sono perfetto. Apostolo Paolo, che era qua, dice che era il primo dei peccatori. Io non sono l'apostolo Paolo, sarò qua più o meno in confronto all'apostolo Paolo, forse un po' più in giù. Se Paolo era il primo dei peccatori, io posso aver vinto una medaglia che è più preziosa della medaglia d'oro per quanto riguarda il peccato. Perché non sono perfetto, nessuno di noi lo è, e le mie parole non sono perfette. E ci sono persone
che molto spesso fissano i loro occhi sul pastore della chiesa, sui leader della chiesa, magari il leader degli in casa, il leader di ministero, ma è molto sbagliato fare questo. È molto sbagliato fissare il nostro sguardo su persone. Il nostro sguardo deve essere fissato su Cristo. È su di Lui che dobbiamo fissare i nostri occhi. Sì, possiamo prendere persone ad esempio, dobbiamo. Paolo dice: siate miei imitatori perché io lo sono di Cristo. Sì, io ho persone che prendo ad esempio, che cerco di camminare come loro camminano, ma non possiamo affidarci completamente, unicamente a persone. Perché se io sbaglio, se io casco, se succede qualcosa con me, le persone che fissano il loro sguardo su di me saranno le prime non ad abbandonare la Chiesa, ma ad abbandonare Gesù. Abbiamo avuto tante testimonianze in questi anni. Una è successa pochi anni fa di un pastore di una chiesa di migliaia di persone e è caduto. Può succedere, non dovrebbe succedere, ma può succedere. E che cos'è successo? Che questa chiesa di migliaia di persone in poco tempo è diventata una chiesa di poche centinaia di persone. E nei culti che facevano durante la settimana non c'erano neanche 100 persone. Perché questo? Perché in molti fissavano il loro sguardo sulla persona, non su Cristo. Quindi vi dico, non fidatevi completamente di me. Quando facciamo qualche insegnamento, io insegno qualcosa e poi vi dico: ma non ascoltate tutto quello che vi dico io, andate a vedere sulla Bibbia se questo c'è scritto davvero. Andate a vedere sulla Bibbia se è veramente così. C'è un versetto che mi piace tantissimo in cui Paolo dice che gli abitanti di una certa regione erano abitanti di spirito, di animo nobile, perché lui parlava, insegnava il Vangelo e queste persone andavano e investigavano le scritture. Lui parlava e andavano a vedere sulla Bibbia: sì, questo c'è scritto, no, questo non c'è scritto. Paolo, cosa stai dicendo? Andavano a vedere se veramente quello che Paolo diceva era vero. E questo è quello che dobbiamo fare. La Bibbia è perfetta, Paolo non era perfetto, Dio è perfetto, io non sono perfetto. Il leader degli in casa sono persone che hanno a cuore la crescita della Chiesa, la crescita di ogni persona qua dentro, ma non sono perfetti. Il leader della Chiesa ugualmente. Fissiamo il nostro sguardo su Cristo, perché anche da parte di cristiani, anche da parte di leader, possono arrivare voci che in qualche modo ci allontanano da Dio invece che avvicinarci. Chi c'era la settimana scorsa o 2 settimane fa in chiesa? Abbastanza gente, non troppo, perché ho parlato di un episodio della Bibbia sia la settimana scorsa che 2 settimane fa. Un attimo, mi è venuta la voce da Paperino. Ho parlato di un episodio della Bibbia. Non volevo stare qua a ripetere tutto quanto, ma l'episodio, per farla breve, dei 12 esploratori che Mosè ha inviato nella terra promessa, no? Magari vi ricordate questa storia. E di questi 12, 10 sono tornati indietro dicendo: non entriamo nella terra promessa perché non ce la faremo, ci sono i giganti e tutto il resto. E quando sono tornati questi 12 esploratori con questa loro relazione brutta dei 10, tutto il popolo, sentendo le voci di questi esploratori, ha deciso di ribellarsi, ha deciso di non entrare, e tutto il popolo è morto nel deserto. E sapete la cosa più grave forse di questo? Che i 12 esploratori non erano persone scelte a caso nel popolo di Israele. Non è che Mosè ha detto: vieni tu e vai nella terra promessa a esplorarla. No. Mosè ha dato una regola molto specifica, ha detto: scegliete dei capi tribù, un capo per ogni tribù. Per questo erano 12, erano leader delle loro tribù, e nonostante fossero leader sono tornati con parole che non erano parole di vita, ma sono tornati con parole che hanno allontanato il popolo dal volere di Dio. E a causa di queste voci tutto il popolo è stato corrotto e è morto nel deserto, leader di un popolo. Per questo vi dico, adesso non ascolterete più i vostri leader e neanche me, non è così. Tutti quanti noi vogliamo il bene della Chiesa, il bene di tutti quanti voi, ma non per forza le voci che sentiamo anche dentro una Chiesa sono la voce di Dio, non per forza.
E un'altra voce che può allontanarci è una voce che è dentro di noi, perché dentro di noi c'è un combattimento costante. Forse la maggior parte delle persone qua ha già consegnato la sua vita a Gesù, lo Spirito Santo è già venuto a abitare dentro di voi, ma anche così noi siamo nati nel peccato e continuiamo nel peccato. Il vecchio uomo non è morto completamente, è ancora lì pronto a venire fuori e a darci fastidio in ogni momento, cercando di portarci lontano da quella che è la volontà di Dio per la nostra vita. E noi siamo in questo combattimento costante tra la carne e lo spirito. E la carne ha desideri di morte per noi e invece lo spirito ha desideri di vita e pace, hanno desideri opposti e si combattono a vicenda tutto il tempo. Per questo Gesù in uno dei suoi insegnamenti dice: non preoccupatevi di quello che voi mangiate, non preoccupatevi di quello che entra in voi, piuttosto preoccupatevi di quello che esce da voi. Perché? Perché in noi, nella nostra carne spirituale, nascono dei pensieri che sono pensieri che ci allontanano da Dio, pensieri di invidia, pensieri di gelosia, pensieri di ira, pensieri di fornicazione, e sono tutte cose che crescono dentro di noi e che producono poi un frutto malvagio che, se esce da noi, è un pericolo. E questo frutto non esce quando noi pensiamo come fa a uscire, non è magari con la nostra bocca, non è con la nostra voce, ma a volte esce con azioni, con attitudini, esce con abitudini, esce con peccati, esce in tanti modi, esce con come noi diventiamo come persone. È in questo modo che esce da noi quello che si produce, quello che nasce nel nostro cuore. Per questo Gesù dice queste parole, per questo in Proverbi, al capitolo 4, c'è scritto di prendere cura del nostro cuore più di ogni altra cosa. E fratelli, questo versetto, custodisci il tuo cuore, questo versetto è un versetto che ci lascia una responsabilità enorme. Leggiamo bene: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa. Perché è una responsabilità enorme, perché lo Spirito Santo abita in noi, ma non sarà lo Spirito Santo a custodire il nostro cuore. Dio governa su di noi, ma non sarà Dio a custodire il nostro cuore. Gesù ci ha dato la grazia, ma non sarà la grazia a custodire il nostro cuore. Qui c'è scritto letteralmente che noi, spetta a me, spetta a te, spetta a voi, a ognuno di noi spetta custodire il nostro cuore. È come nei cartoni animati, no? Che vediamo quando vediamo quei due, il diavoletto e l'angioletto, che cominciano a parlare, no? Sì, fai questa cosa brutta, vendicati di quello lì che ti ha fatto male, fagli del male anche te. E l'angioletto dall'altra parte: ma no, non puoi farlo, è una cattiva testimonianza, dopo soffrirà. E tu sei lì che ascolti questi due, l'angioletto e il diavoletto, che parlano, c'è questa battaglia, ma alla fine chi deve custodire il cuore non sarà l'angioletto, sarai tu che prenderai la decisione finale. C'è questa battaglia che alla fine, però, la responsabilità di quello che succederà spetta a noi. Noi dobbiamo custodire il nostro cuore sopra ogni cosa. E queste voci che nascono da dentro di noi, perché sono i desideri della carne, ci spingono ad allontanarci da Dio. Ma così come ci sono voci che cercano di allontanarci, poi c'è anche un'altra voce, che è la voce di Dio. E la voce di Dio è una voce che è in grado di generare l'universo dal nulla. È così potente da dare vita alle cose. La voce di Dio è la voce che deve guidare la nostra vita. Isaia scrive in Isaia 30: quando andrete a destra o quando andrete a sinistra, non saprete dove andare, sentirete una voce dietro di voi che vi dirà: questa è la via, camminate per essa. La voce dello Spirito è la voce che ci guida nella nostra vita. Questa voce è la voce di Gesù. È la voce di Gesù di quando c'era quel cieco Bartimeo e gli ha detto: cosa vuoi che io ti faccia? È una voce che si importa di me, di te.
chi si importa dei nostri bisogni, chi si importa delle nostre afflizioni, chi si importa delle nostre malattie. È una voce che ci dà speranza, come quella volta che Gesù era sulla croce e c'era quel ladrone vicino a lui e Gesù gli ha detto: non preoccuparti, ti dico che oggi stesso tu sarai in paradiso insieme a me. Anche nel momento peggiore, più buio della nostra vita, la voce di Gesù è una voce che ci può dare speranza. Questa è la voce di Dio. È una voce che a volte ci corregge, come quando Gesù dice: ravvediti, ricordati da dove sei caduto, ma non ci corregge per farci male, ci corregge per portarci a vivere la vita eterna. Questa è la voce di Dio che cerca costantemente, giorno dopo giorno, di avvicinarci a Lui. È la voce che ci ha dato un incarico spirituale, come quando a Pietro Gesù ha detto: Pietro, tu mi ami, pascola il mio gregge. Come quando ci ha inviato per il mondo a fare discepoli. Questa è la voce di Gesù che ogni giorno vuole parlare al nostro cuore. E così come Gesù parlava in passato a tutte queste persone, Lui parla con noi, Lui parla con noi, Lui parla personalmente con noi, Lui parla personalmente con te. Sappi questa cosa: Dio parla con te e lo fa in tanti modi. Forse tu non hai mai sentito la voce di Dio, io non l'ho mai sentita. Se l'hai sentita sei stato più fortunato di me. Tante volte sentiamo dire: Dio mi ha detto, Dio mi ha detto. Quando qualcuno dice Dio mi ha detto, io sempre alzo un po' le mani, no? Chissà se veramente è stato Dio, chissà com'è che gliel'ha detto, avrà sentito la voce. Io non ho mai sentito la voce di Dio, ma Dio parla in tanti modi. Dio parla confermando nel nostro cuore qualcosa, facendoci sentire dentro di noi, facendoci venire dei pensieri e poi facendoci sentire dentro di noi qualcosa di strano, qualcosa che è inspiegabile, quello che la Bibbia descrive come un rumore di grandi acque o di molte acque. Non è spiegabile come succede, ma Dio parla in questo modo ai nostri cuori e Dio in quel momento sta parlando personalmente con noi. Dio parla in tanti modi. Dio, c'è scritto nella Bibbia, nell'Antico Testamento, Dio dice: io vi parlerò, mi rivelerò attraverso sogni, attraverso visioni. E come nell'Antico Testamento fino ad oggi Dio parla a noi personalmente attraverso sogni e attraverso visioni. Con me no, non più. Ho già raccontato la mia testimonianza di quando Dio ha smesso di darmi sogni e visioni. È stato più o meno 3 anni fa, non lo so. 3 anni fa c'è stato un periodo qua in chiesa e che era incredibile. Ogni culto veniva qualche persona, 2, 3, 4 persone ogni culto, e venivano da me, dall'Andrea, e dicevano: Dio mi ha dato un sogno, Dio mi ha dato una visione. Tutti i culti, era incredibile, no? E io non ho mai avuto un sogno da parte di Dio, non avevo mai avuto un sogno. E quando è un sogno da parte di Dio lo capisci, perché prima di tutto te lo ricordi bene, non te lo ricordi in un modo frammentato, anche perché il sogno che Dio ti dà poi è un sogno da comunicare a persone che hanno un ministero profetico, che ti possono interpretare questo sogno. L'Andrea ha un fortissimo ministero profetico che io, nella mia razionalità spirituale, non riesco a intendere fino ad oggi, come fa appena qualcuno gli dice un sogno, in un secondo ad avere l'interpretazione esatta di quel sogno, di quella visione. E insomma c'erano tutte queste persone che avevano sogni e visioni. A me non era mai capitato. Io ho pregato Dio, ho detto: Dio, non ho mai ricevuto un sogno da parte tua, voglio avere anch'io i sogni, fammi avere. E mi hai messo come, gli ho detto proprio, mi hai messo come pastore della chiesa. Com'è possibile che a tutti gli altri dai sogni e a me che sono il pastore non me li dai? L'ho detto proprio così, no? In preghiera. E sembrerà che sto raccontando una bugia, ma non è una bugia, veramente. Quella notte lì ho avuto un sogno e mi sono svegliato, me lo ricordavo perfettamente e ero felicissimo, ma ero così felice. Subito la prima cosa che ho fatto, sono andato dall'Andrea, gli ho raccontato tutto il sogno, dammi l'interpretazione, ero così contento, no? Avevo appena pregato e Dio mi ha dato il sogno. E l'Andrea mi fa: guarda, questo sogno dice così, così e così. E praticamente l'interpretazione del sogno era che io stavo sbagliando tantissime cose.
proprio un sogno tutto contro di me. Vabbè, sono stato un po' meno felice, ma vabbè. Seconda notte, veramente incredibile, non è uno scherzo, sul serio, seconda notte, secondo sogno. Appena mi sono svegliato, felice, dai, adesso vado dall'Andrea, sicuramente sarà qualcosa di più bello. Gli racconto il sogno e l'Andrea, il sogno dice così, così, così. Tutte cose che io stavo facendo sbagliate. Cioè, mamma mia, non è possibile, ma vabbè. Terza notte, terzo sogno. Ma questo sogno, fratelli, me lo ricordo fino a oggi. E qua ho detto, adesso l'Andrea la frego, veramente, perché questo sogno non ha un'interpretazione. Io stavo combattendo sotto acqua contro Aquaman, il supereroe. Sul serio, questo era il sogno. E lo racconto all'Andrea, tutto dettagliato, di com'era. Sogno pazzesco, ho detto, questo qua, cioè, è un sogno da ridere, non è neanche un... E l'Andrea mi dà l'interpretazione di questo sogno perfetta, ma dei tre questa era la più perfetta veramente per quello che stavo vivendo in quel momento lì. E era tutto quanto che parlava di cose che stavo facendo sbagliate, tutto quanto contro di me, Dio che mi tirava le orecchie per tutte le cose. Quel giorno lì ho pregato di nuovo, ho detto, Dio, non voglio più avere un sogno nella mia vita, basta, e veramente non ho più avuto sogni da quel momento lì. Fino alla settimana scorsa che ne ho avuto uno, dopo 3 anni. Ma no, questa è un'altra storia. Comunque non ho più avuto sogni da quel momento lì. Pazzesco. E Dio parla come ha parlato con me e ha parlato personalmente con me attraverso questi sogni, perché Dio ha parlato personalmente con me attraverso questi sogni. Dio parla con tutti quanti noi attraverso anche questo modo. Un altro modo con cui Dio parla c'è scritto nella lettera agli Ebrei, capitolo 2, dove ci parla di una così grande salvezza e dice che Dio ha testimoniato il Vangelo della salvezza che le persone predicavano attraverso segni, prodigi e meraviglie. Dio ha parlato attraverso segni e attraverso prodigi, e fino ad oggi Dio ci parla attraverso segni, attraverso prodigi. Siamo usciti da questi 52 giorni di preghiera e in questi 52 giorni abbiamo raccontato di segni, di prodigi, di direzioni, di porte aperte, di miracoli, di cura, di cose tremende che Dio ha fatto, e Dio ci ha parlato attraverso tutto questo. Fino ad oggi Dio parla a tutti quanti noi e personalmente ad ognuno di noi. A volte Dio si usa, abbiamo detto che ci sono persone che non ci danno le parole di Dio, ma ci danno un altro tipo di parole, di altri spiriti che cercano di allontanarci, ma a volte, molto spesso, Dio si usa di persone per avvicinarci a Lui. Dio si usa della voce del fratello, della sorella, dei familiari, dei leader per avvicinarci a Lui, magari parole che escono da un pulpito, ma anche parole che escono in una conversazione. Dio si usa di persone per avvicinarci a Lui. Allora, in che modo noi possiamo distinguere queste voci? Perché qualcuno ha questo discernimento degli spiriti, è molto facile per questa persona distinguere, ma molte persone non ce l'hanno. In che modo possiamo distinguere queste voci? Il primo modo, ovviamente, è la Bibbia. Tutto quello che noi sentiamo, riportiamolo sulla parola di Dio. Dio nella Bibbia direbbe questo. Dio nella Bibbia farebbe questo, è coerente con il messaggio biblico. La Bibbia è la nostra prima rivelazione, se quello che sentiamo, queste voci che arrivano alle nostre orecchie, vengono da Dio oppure no. Però la Bibbia può essere anche qualcosa che ci svia un po' dalla verità. Perché se ad esempio oggi qualcuno viene da te e ti dice vai a uccidere tuo fratello, secondo voi è un messaggio da parte di Dio? Non è un messaggio da parte di Dio. Ma se vai a aprire la Bibbia nel Pentateuco, troverai un versetto in cui Dio dice vai a uccidere tuo fratello. E se per sbaglio quel giorno lì che qualcuno ti ha dato questa parola, tu apri proprio su quel versetto, tu esci di casa con una pistola, vai dal tuo fratello e lo ammazzi. Ma la Bibbia non dice questo, perché ci sono altri 1000 versetti all'interno della Bibbia che ti dicono ama il tuo fratello, sopporta il tuo fratello, prendi cura del tuo fratello, non fare male al tuo fratello, eccetera, eccetera. Sappiamo che è un'esagerazione questa, ma se noi non conosciamo le scritture, le stesse scritture possono allontanarci dalla verità.
il stesso andare a conferire sulla Bibbia può andare a allontanarci dalle verità. Sappiate che la prima persona che userà la Bibbia verso di noi è Satana. È in questo modo che lui ha andato a cercare di attaccare Gesù nella sua prima prova ministeriale, attraverso la Bibbia. Questo non vuol dire non andate a guardare la Bibbia per conferire se le voci sono giuste o sbagliate. Vuol dire studiamo la Bibbia, conosciamo la Bibbia. Cerchiamo di comprendere il piano della salvezza divino, cerchiamo di comprendere l'identità di Dio e quello che ci ha trasmesso attraverso le scritture. Dobbiamo conoscere la Bibbia per poter usare la Bibbia. Ma c'è anche un altro modo per andare a capire se queste parole che noi sentiamo sono parole che vengono da uno spirito buono o da uno spirito malvagio. In Romani 8,6 c'è scritto: ciò che brama la carne è morte, ciò che brama lo spirito è vita e pace. Quindi che cos'è che queste voci che sentiamo, che queste voci che ci arrivano, stanno producendo in noi? Che cos'è che quel consiglio che quella persona mi ha dato sta producendo in me? Sta producendo vita, sta producendo pace, sta producendo pentimento, sta producendo un andare incontro a Dio, un arrendersi a Dio, sta producendo una vera intimità con Dio. Sta producendo questo, oppure sta producendo arroganza, ira, superbia, invidia, adulterio e tutte queste cose qua? Perché a tutti quanti noi piace se qualcuno viene da noi e ci dice: ma che bravo che sei, o no? Ma questo che bravo che sei, che può darci gioia, che è una cosa bella, allo stesso tempo può anche causare superbia in noi, può causare arroganza, e questo può crescere dentro di noi fino ad arrivare al punto di dire: Dio, io sono così bravo e tu non mi servi più. Sono bravo, me l'ha detto questo qua. Quindi che cos'è che le voci che sentiamo stanno producendo dentro di noi? Quello che Dio ci direbbe non è qualcosa che ci farebbe inorgoglire, che ci farebbe insuperbire, che causerebbe ira, invidia, discordia, avarizia, infedeltà, lontananza da Dio. Quello che Dio ci direbbe sono parole che genererebbero amore verso il prossimo, che ci impulsionerebbero a ricercare il perdono con quel fratello con cui abbiamo una discordia. Sono parole che ci porterebbero a essere più buoni con gli altri, gentili, mansueti, e tutto quello che il frutto dello Spirito Santo è in noi. Prima di terminare, voglio parlarvi di un'ultima voce, però. Abbiamo parlato di voci che ci possono arrivare per farci allontanare da Dio e voci che ci possono arrivare per farci avvicinare a Dio. Ma c'è una terza voce che dobbiamo essere coscienti che esiste, che è la nostra voce. È la nostra voce. E io e te abbiamo una voce, è una voce molto importante, perché è una voce che può essere usata da Dio per portare salvezza, o è una voce che può essere usata dal nemico e non porterà salvezza. Nella lettera di Giacomo, nel capitolo 3, è scritto così: così anche la lingua è un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose. Osservate, un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Con essa, con la lingua, versetto 9, con essa benediciamo il Signore Padre, e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio.
dalla stessa bocca escono benedizioni e escono maledizioni. E fratelli, non deve essere così. Non deve essere così. Ma che cosa vogliono dire questi versetti? Molte volte io, leggendo questi versetti, avevo questo intendimento che dalla mia bocca potevano uscire benedizioni, tipo Dio ti benedica, Dio benedica la tua giornata, e maledizioni, tipo io ti maledico, no? Dio ti maledica, non lo so. E mi sembrava un versetto che a me non doveva importare molto, perché io benedico le persone, ma non ho mai detto a nessuno Dio ti maledica. Non ho mai detto a nessuno io ti maledico. Quanti qua hanno già detto a qualcuno Dio ti maledica? Penso che sia una cosa abbastanza rara. E quindi ho sempre pensato, questo versetto non è un versetto che importa con me. Io non ho mai fatto una cosa del genere, non la farei mai. Ma quando questo versetto ci parla di maledire, non ci sta parlando di dire letteralmente io ti maledico. Ci sta parlando di tutte quelle parole, di quegli atteggiamenti che noi possiamo avere con le altre persone e che stanno facendo del male alle altre persone. Perché noi possiamo benedire gli altri dicendo Dio ti benedica, ma possiamo benedirli anche in altri modi, dando una parola di conforto, una parola di esortazione, un buon consiglio cristiano, una parola per avvicinarsi a Cristo, una parola per riprendere a vivere le discipline cristiane in un modo corretto, una parola per fare venire le persone in chiesa, per iscriversi al discepolato, per partecipare agli in casa e tutte queste cose qua. Queste sono tutte parole di benedizione che noi possiamo dare, ma ci sono tante parole di maledizione che non sono io ti maledico, ma che sono quella parola che butta giù quel fratello, quella sorella, quella provocazione che magari noi facciamo, quell'insulto, quell'offesa, quelle lamentele che magari noi facciamo quotidianamente della nostra vita. C'era una persona una volta che si lamentava di tutto quello che succedeva nella sua vita. Veniva in chiesa, era sempre triste, diceva la mia vita fa schifo, questo non va bene, a casa non va bene, mi lamento del lavoro. Fratelli, queste parole sono parole di maledizione per le persone che sono intorno, non perché profeticamente se io mi lamento della mia vita, anche la vita del mio fratello, della mia sorella andrà male, non è per quello, ma perché se io mi lamento, magari le persone che sono intorno a me saranno contagiate dalla mia lamentela e cominceranno a vedere tutte le cose brutte che succedono nella loro vita, cominceranno a vedere, ma anche nella mia famiglia questo non va, anche nel mio lavoro questo non va. E sembrerà che avranno tanti motivi per essere tristi e in qualche modo noi attraverso le nostre parole staremo maledicendo la vita di quella persona che verrà ad abbattersi. Io prendo l'esempio di Guglielmo. È successa una cosa molto brutta nella sua vita alcune settimane fa, molto triste. E quando ho scoperto questa cosa, gli ho mandato un messaggio, gli ho detto guarda, se possiamo fare qualcosa per te, qualsiasi cosa, fammi sapere, siamo qua. E Guglielmo mi ha risposto dicendomi, guarda, non preoccuparti, perché i motivi che ho per ringraziare Dio sono molto più grandi di questa cosa brutta che mi è successa. E fratelli, sapete una cosa? Io ci sono rimasto così bene quando mi ha mandato quel messaggio, perché quando succederà, spero che mai succederà, ma se magari mi succederà una cosa brutta in futuro, il mio pensiero non sarà quello di lamentarmi. Mi ricorderò del messaggio di Guglielmo, che ha usato parole di benedizione anche per me, invece di lamentarsi di quello che era successo. Mi ricorderò del suo messaggio e quando mi succederà una cosa brutta io dirò, Dio, ho tanti motivi per ringraziarti di essere felici che questa cosa è solo una cosa piccola in confronto a tutto il resto. Parole di benedizione sono parole che risollevano gli animi delle persone, che risollevano la vita di persone che magari oggi sono abbattute, oggi sono tristi, che qualcosa di brutto è successo nella vita di queste persone. Ma parole di maledizione sono quelle parole che ti buttano giù, che creano sconforto, che creano disanimo. E noi siamo molto capaci di dare queste parole, che non è un io ti maledico, ma è un creare disanimo nella vita degli altri. C'è una voce che è potente, che abita in noi,
E noi dobbiamo sapere usare bene questa voce, perché può fare tutta la differenza nella vita di chi Dio ci mette intorno. È scritto nella Bibbia che noi dobbiamo spargere il buon profumo di Cristo. E nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 2, c'è scritto così: noi siamo infatti davanti a Dio il profumo di Cristo, fra quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione. Per questi un odore di morte che conduce a morte, e per quelli un odore di vita che conduce a vita. E chi è all'altezza di una responsabilità così? Noi non siamo infatti come quei molti che falsificano la parola di Dio, ma parliamo mossi da sincerità da parte di Dio, in presenza di Dio, in Cristo. Fratelli, c'è una responsabilità sulla nostra vita, è quella di avere una voce che possa portare benedizione nella vita degli altri. E la nostra voce è una voce potente, è una voce rilevante, è una voce che Dio ha innalzato affinché persone possano ricongiungersi a Lui. È una voce a cui Dio ha dato un incarico importante oggi, in questo tempo. E noi però, così come per la storia dell'angioletto e del diavoletto, noi abbiamo la responsabilità di dire: sì, Spirito Santo, usati di me. Apri la mia bocca affinché possa portare parole di benedizione nella vita degli altri. Oppure possiamo lasciarci usare dal diavoletto, portando parole di morte, parole di delusione, di disperazione. E questa responsabilità aspetta a noi. Lo Spirito Santo abita in noi, ma noi siamo corresponsabili dell'agire dello Spirito Santo dove noi siamo. Invito ad alzarti in piedi per andare verso la conclusione. Tu hai una voce. Dì alla persona vicino a te: tu hai una voce. Tu hai una voce. Fagli capire l'importanza della voce che ha. Forte, tu hai una voce. E deve essere una voce di benedizione. Perché come dice Giacomo, la nostra voce può benedire e può maledire, ma fratelli, non deve essere così. La nostra voce deve essere una voce di benedizione. Quello che noi diremo, il modo in cui noi useremo la nostra voce, è profumo di Cristo nella vita di molti. Mi ricordo un devozionale che il nostro fratello Alumir ha condiviso sul gruppo della Lode un po' di tempo fa, in cui parlava di quell'episodio della Bibbia in cui Maria di Betania prende quel vaso pieno di olio profumato e cosparge Gesù di quest'olio. Mi ricordo che aveva sottolineato una parte di questo episodio che diceva che tutta la casa si era riempita di quel profumo. E ministrando su questo passo diceva: chi lo sa? Perché io mi immagino, diceva, e se le finestre della casa fossero aperte, probabilmente quel profumo sarebbe uscito anche dalla casa e anche quelle persone che stavano passando di lì lo avrebbero sentito. Fratelli, questo è il profumo di Cristo e oggi spetta alla nostra voce portare in giro. E la nostra voce è una voce che può riempire una casa, è una voce che può contagiare le persone che sono intorno a noi, ma può contagiarle in un modo sbagliato se usiamo la nostra voce come quei 12 esploratori che hanno portato un intero popolo nel deserto. Oppure può contagiarli in un modo buono, come quel vaso che aveva riempito quella casa e tutti quanti si rallegravano di quel profumo.
Oggi il profumo di Cristo è qualcosa che noi abbiamo nella nostra lingua, qualcosa che noi abbiamo nel nostro cuore, è qualcosa che Dio ha dato a noi la responsabilità di condividere, affinché in molti possano conoscerlo, condividerlo con parole di benedizione, condividerlo con parole di animo, parole che rialzano persone che oggi sono in ginocchio, parole che fanno sorridere gli altri, parole che danno animo, parole magari di correzione, ma correzione che portano vite a riconciliarsi con Cristo, parole di benedizione. Ci sono tante voci in questo mondo e sempre ci saranno, voci che combatteranno dentro di noi, dall'esterno e dall'interno. Ma Dio è la voce che può mettere a zittire tutte queste. Dio è la voce che ci può rialzare. Dio è la voce che si importa di noi e che ci dà speranza. Dio è la voce che ci rianima. Ma allo stesso tempo Dio vuole usarsi della nostra voce per essere benedizione nella vita di coloro che oggi sono in preda a queste voci finte che cercano di allontanarli da Dio. Che Dio possa trovare in questa Chiesa voci disposte, disponibili a fare la sua volontà e a fare vivere a questa città, a questo tempo, alle nostre case, a questa generazione, un'epoca di profumo di Cristo forte nel cuore di molti. Amen. Amen. Noi siamo la voce di Dio. Noi siamo la voce di Dio. Tu sei la voce di Dio. Puoi dichiarare questo: io sono la voce di Dio. Io sono la voce di Dio. Dichiara questo: io sono la voce di Dio. Puoi dirlo a alta voce, dillo davanti a Dio, dillo davanti agli uomini, dillo davanti alle persone vicino a te. Io sono la voce di Dio. Dio, usami per un tempo come questo. Amen. Signore Gesù, ti ringraziamo, Signore, perché ancora una volta ti sei fatto presente in mezzo a noi, e ti ringraziamo, Signore, per tutto ciò che oggi hai comunicato ai nostri cuori, per darci un nuovo intendimento, per farci intendere, Signore, quello che succede nel mondo spirituale, nel nostro cuore, affinché noi possiamo cominciare, avendo questo discernimento, a combattere giorno dopo giorno contro tutte quelle voci che cercano di allontanarci da te. Affinché, Signore, noi possiamo avere più chiara la voce forte che tu stai facendo risuonare nei nostri cuori. Una voce di speranza, una voce di adozione, una voce che dichiara che noi siamo tuoi figli e tue figlie, una voce che ci rialza, una voce che ci dà animo e potenza, una voce che oggi ci ha incaricato di essere le nuove voci per questa generazione, nuove voci per questo tempo. Dio, benedici le nostre vite e fai sì, Signore, che attraverso la nostra bocca in molti possano essere benedetti. Vogliamo essere usati da te e vogliamo essere quella voce, quella parola di benedizione che arriva anche al cuore che oggi è così lontano da te. Nel nome di Gesù, Signore, dacci questa forza, questo animo, audacia, questo coraggio, e facci sentire forte questa responsabilità di essere la tua voce in questo tempo, una voce per benedire il tuo popolo. Per questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Nella profondità del mare, nel più alto cielo, e anche se la paura arrivasse,
tu sei con me, non sei mai stato lontano da me. Il mio cuore appartiene a te, il mio cuore appartiene a te, il mio cuore appartiene a te, il mio cuore appartiene a te. Nella profondità del mare, nel più alto cielo, e anche se la paura, e anche se la paura arrivasse, tu sei con me, non sei mai stato lontano da me. Il mio cuore appartiene a te, il mio cuore appartiene a te, il mio cuore appartiene a te, il mio cuore appartiene a te. Ancora una volta, il mio cuore appartiene a te, sì Signore, il mio cuore appartiene a te, tutto a te, il mio cuore appartiene a te, il mio cuore appartiene a te. E tutto ciò che sono, ciò che voglio essere, ciò che devo essere, appartiene a te, solo a te Dio. E tutto ciò che sono, ciò che voglio essere, ciò che devo essere, appartiene a te, solo a te Dio. E tutto ciò che sono, ciò che voglio essere, ciò che devo essere, appartiene a te, solo a te Dio. E tutto ciò che sono, ciò che voglio essere, ciò che devo essere, appartiene a te, solo a te Dio. Il mio cuore appartiene a te, il mio cuore appartiene a te, il mio cuore appartiene a te. E tutto ciò, e tutto ciò che sono, ciò che voglio essere, ciò che devo essere, solo a te. E tutto
tutto ciò che sono, ciò che voglio essere, ciò che devo essere. Solo a te, Dio, e tutto ciò che sono, ciò che voglio essere, ciò che devo essere, appartiene a te. Solo a te, Dio, E tutto ciò che sono, ciò che voglio essere, ciò che devo essere, appartiene a te, solo a te, Dio. io ti amo e niente in questo mondo mi separerà da te, niente in questo mondo. Io sono del mio amato e tu sei. Io ti amo, io ti amo. E niente in questo mondo mi separerà da te. Io sono del mio amato, L'amore che hai per me, io sono del mio amato. e lui è mio. Io ti amo, Io ti amo. e niente in questo mondo mi separerà da te. E niente cambierà L'amore che hai per me, io sono del mio amato e lui è mio. Io ti amo, io ti amo, e niente in questo mondo mi separerà da te, e niente cambierà l'amore che hai per me. Io sono del mio amato e lui è mio. Io voglio sentire la chiesa. Io ti amo. E niente in questo mondo mi separerà da te. E niente cambierà l'amore che hai per me. Io sono del mio amato e lui è mio. Io ti amo e niente in questo mondo mi separerà da te, e niente cambierà l'amore che hai per me. Io sono del mio amato e lui è mio. Una sola voce. Niente in questo mondo mi separerà da te, e niente cambierà l'amore che hai per me. Io sono del mio amato e lui è mio. Io ti amo.
cuore appartiene a Gesù. Il cuore di questa chiesa, il cuore di queste vite, tutto quanto appartiene a Lui. Lui è il Signore sulle nostre vite, è il Signore sulle nostre case, è il Signore in questo luogo. Tutto appartiene a Lui, tutto appartiene a Lui. Puoi dichiarare questo: il mio cuore appartiene a te, Gesù. Il mio cuore appartiene a te. Fai di me ciò che vuoi. Usami come la tua migliore voce. Usami per spargere il tuo profumo. Usami per compiere la tua volontà. Il mio cuore appartiene a te. Amen. Amen. Possiamo fare un applauso al nostro Signore Gesù. Bella questa lode. Niente ci separerà dall'amore di Cristo. Niente ci separerà dal suo amore. Può arrivare qualsiasi cosa. Nel peccato, nella fame, nella spada, nella nudità, nelle potenze del mondo presente. Niente ci separerà dal suo amore, dall'amore di Dio che è in Gesù Cristo, suo Figlio. L'amore che ha dimostrato attraverso il sacrificio che Gesù ha fatto per noi. Niente ci separerà da questo. Sia glorificato il nome del nostro Signore, che ci ama di un amore così grande, oggi e sempre. E che noi possiamo ricambiare in qualche modo questo amore grande che ha per noi. Sia glorificato il suo nome, sempre, sempre, sempre. Amen. Facciamo accendere le luci, stiamo terminando. Dobbiamo festeggiare i compleanni di questa settimana. Compleannanti questa settimana, raggiungeteci sul pulpito. Tu sei? Vieni. No, c'è anche quel bel ragazzo con la polo azzurra. Giovanotto con la maglietta bianca. Hai compiuto gli anni questa settimana? Vieni. Anche se c'è qualcuno che ha compiuto gli anni per finta. Anche Ana. Hai visto? Qualcun altro? Cos'è tutta questa timidezza? Edo! Qualcun altro? Nessuno di voi? Basta? Ok. Alziamo in piedi, dai, sta per finire il nostro adorarti. Catrini? C'è la Catrini? No? Farai ancora, Catrini. Allora, è il compleanno di Catrini questa settimana? Domani? Domani facciamo la settimana prossima.
Jeffrey. Vieni qua Jefferson, dai. Se no non finisce il culto, dopo... Speriamo. Basta? Qualcun altro che si era nascosto? No? Amen? Stendiamo le nostre mani. Possiamo essere una voce di benedizione in questo momento sulla vita dei nostri fratelli, sorelle, per benedire questo nuovo anno di vita. Signore Gesù, mettiamo in questo momento la vita di ognuna di queste persone, di questi tuoi figli e figlie davanti a te per questo nuovo anno di vita che tu hai già preparato. Noi crediamo davanti a loro e lo hai preparato con gioia, l'hai preparato con allegria, con pace, con salute, con benedizioni, con il meglio che tu hai su questa terra per loro e con il meglio delle benedizioni celesti che tu hai già preparato per loro. Ma ciò che più di tutto ti chiediamo è che la tua presenza possa accompagnarli in ogni passo che daranno in questo nuovo anno, e per questo ti preghiamo e ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Auguri a voi, parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de... Un attimo ancora prima di finire. Vogliamo essere una voce di benedizione anche per le nostre vite in questo momento, chiedendo la benedizione di Dio sulla nostra settimana, sulle nostre famiglie, su tutto ciò che Dio ha per noi in questi giorni. Possiamo fare così con le nostre mani, chiediamo che la gioia del Signore, la sua allegria possano riempire questa nostra settimana. Chiediamo che la pace che viene da Lui, chiediamo che la salute che viene da Lui possano riempire le nostre case, le nostre famiglie. Chiediamo che la sua unione possa essere forte nei nostri matrimoni, nei nostri relazionamenti, e chiediamo che l'amore di Dio Padre, che la grazia di suo Figlio Gesù Cristo e che la comunione dello Spirito Santo sia con tutta la Chiesa. E in quanti siamo? Noi siamo uno! Dio vi benedica. C'è Cashoro Kenchi, quei panini giganti, prendetene uno o due.